Sono in fase di conclusione nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani i lavori di Open Fiber previsti dal piano Italia a 1 giga per la connettività ultraveloce. A oggi l'infrastruttura a banda ultralarga è stata completata in 100 comuni con la copertura complessiva di oltre 97.000 civici in modalità FTTH e FVA. L'intervento di digitalizzazione è finanziato fino al 70% dal PNRR. I principali operatori partner di Open Fiber, insieme agli internet service provider locali, stanno già commercializzando i servizi sulla rete ultraveloce, realizzata grazie al piano Italia a 1 giga. Gli utenti interessati possono verificare la copertura all'indirizzo del sito openfiber.it, contattare uno degli operatori disponibili e scegliere il piano preferito per iniziare a navigare ad altissima velocità. La rete ultraveloce oggi è disponibile e realizzata in larga parte con la tecnologia FTTH, unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione a oltre 1 gigabyte al secondo. Una quota residua di civici è invece raggiunta dalla tecnologia FVA, a soluzione complementare alla fibra ottica, che attraverso un segnale radio permette di raggiungere le zone più impervie e di difficile accesso. La nuova rete a banda ultralarga, ha affermato Emanuela Vulpetti, referente di Open Fiber in Sicilia, è ormai una realtà consolidata nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani, già disponibile per migliaia di unità immobiliari. Di fronte a questa imponente crescita infrastrutturale va registrato un basso tasso di adesione, purtroppo in linea col trend nazionale. La priorità è dunque quella di aumentare l'utilizzo di questa nuova infrastruttura. Far crescere il take-up significa permettere alle famiglie, alle imprese e ai professionisti di sfruttare una tecnologia più avanzata, stabile e sostenibile rispetto alle reti tradizionali e rame, un passaggio strategico per sostenere innovazione, sostenibilità e sicurezza. Open Fiber è il principale operatore italiano di fibra ottica in FTTH e tra i leader in Europa. Essendo un operatore Wholesale All, non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma mette la sua infrastruttura a disposizione degli operatori interessati a parità di condizioni.